quotidiana, la mia vita quotidiana, del ministero che mi onoro di servire, che ha 3 anime: l'università, e voi avete, diciamo, delle università di eccellenza in Veneto, su cui io ho investito anche quest'anno, ho investito più dell'anno scorso nel mio grande fondo di finanziamento delle università, che ha raggiunto il massimo storico, perché noi vogliamo dimostrare alle università che bisogna essere solidali, e i primi a essere solidali siamo noi, che noi crediamo nell'università, nella ricerca, che è la seconda anima, nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che è la terza anima, accademie, conservatori, scuole di design, istituti superiori delle industrie artistiche, scuola d'arte drammatica, in particolare la grande scuola d'arte drammatica di Roma, Silvia D'Amico, scuola di ballo, Roberto Bolle. Ecco, questi sono mondi che noi dobbiamo alimentare attraverso l'innovazione. Dobbiamo investire, perché ovviamente non c'è nulla che senza finanziamenti possa funzionare, ma dobbiamo avere un ritorno da questi investimenti. Quello che noi stiamo cercando di fare adesso è sollecitare una nuova assunzione di responsabilità. Io chiedo, quando qui ci sono 4 università venete, che hanno ciascuna la propria caratteristica, e sono, come voi sapete, delle realtà autonome. Le università, a differenza delle scuole, hanno un'autonomia ovviamente di creazione della loro offerta formativa, di scelta dei corsi che attivano il concerto con il Ministero, di organizzazione dei loro lavori, di gestione della loro governance, di controllo della loro sicurezza. Loro sono i primi controllori della loro sicurezza. Però il nostro dovere è quello di garantire che l'università sia aperta, democratica e inclusiva per tutti. Vi faccio un esempio molto banale. Io sono liberale, noi siamo liberali, noi crediamo nella libera manifestazione del pensiero, crediamo che tutti debbano poter dire tutto, anche le cose più lontane da quello che noi pensiamo, più urticanti, ma crediamo che qualunque manifestazione del pensiero abbia un limite invalicabile. No alla violenza, né fisica né verbale. No alla violenza. Che cosa significa questo? Tornate le batterie. Grazie. Allora non è una strategia. No. Questo significa che quando nelle università studenti o presunti tali protestano, noi siamo convinti che tutto questo sia legittimo e che ci debbano essere spazi autogestiti per la protesta, ma crediamo che prima ancora della libera manifestazione del pensiero, noi e le università, io come, diciamo, garante di tutte le università e di tutti gli utenti delle università, cioè gli studenti, i docenti, il personale tecnico amministrativo, dobbiamo tutelare un diritto fondamentale, che è il diritto allo studio, diritto ad imparare e diritto ad insegnare, a seguire libera manifestazione del pensiero negli spazi autogestiti. Non possiamo accettare che qualcuno non possa studiare perché qualcun altro manifesta liberamente il suo pensiero chiudendo delle opportunità. Essere liberi significa aprire opportunità, non chiuderle. E sicuramente essere liberi significa creare, non distruggere.